24 si è messo il turbo, si è recuperato parecchio, ci dà una dimensione, anche se si tratta di prestazioni effettivamente diverse, insomma. Ma allora il dato complessivo è una diminuzione del 77% complessivamente sulle tre categorie, quindi quella a 10 giorni le abbiamo azzerate, da 502 siamo a zero oggi, a parte qualche problema o qualcuna che può esserci sfuggita in qualche singola azienda. Quelle a 30 giorni che invece a livello nazionale, ricordiamolo, sono a 60 giorni, siamo dagli 82.000, siamo arrivati alle 10.000 e qualcosa, e quelle a 60-90 giorni che a livello nazionale sono a 120 giorni, siamo a 17.200. Ricordiamo che il Veneto nel 2016 si era fissato una tempistica molto inferiore rispetto a quella nazionale. Adesso cosa cambia con questi fondi che manca ancora l'ok finale, ma insomma andranno destinati nuovamente? Si lavora su un piano strutturale? Noi ripeteremo il piano che abbiamo già fatto nel 2023 con 25 milioni, nel 2024 con 48, poi 49 milioni che chiediamo alle singole aziende, quindi ogni singola azienda ci propone il piano di abbattimento delle liste d'attesa con gli strumenti disponibili che sono le prestazioni aggiuntive, ossia il nostro personale che fa prestazioni aggiuntive pagate a parte, oppure con il privato accreditato convenzionato con extra budget però mirato all'abbattimento delle liste d'attesa. Lei prima faceva riferimento alle specialità che tra qualche anno potranno trovare ristoro, ma ci sono delle specializzazioni che lei ha sottolineato sarà difficile, no, da in qualche modo esaurire, e quindi bisognerà fare delle politiche di programmazione diverse. A cosa si riferiva? Ma allora noi sappiamo che rispetto all'aumento delle borse di specializzazione, diamo il dato, noi ricordiamo che pre-Covid c'erano 7.000 borse di specializzazione in tutta Italia, dopo il Covid in poi, PNRR eccetera, siamo arrivati alle 17.000, oggi quasi alle 14.000, quindi al doppio previste rispetto ai 20.000 però medici iscritti a medicina e chirurgia oggi col sistema di oggi. Ci sono alcune specializzazioni, pronto soccorso, quindi emergenza urgenza, anestesia, rianimazione, ortopedia, psichiatria, geriatria, anche se parliamo di anziani, che noi vediamo, microbiologia, che non hanno numeri, quindi il problema rimarrà su queste. Su altri invece vediamo che abbiamo il 100%, però abbiamo il 100% che non risolverà il problema, diciamo così, insomma, nazionale e il problema quindi pubblico, perché è chiaro che abbiamo il 100% rispetto oculistica o dermatologia, ma sappiamo che poi molti intraprendono la carriera del libero professionista.